La nostra bandiera, la bandiera del Veneto, è il segno che l'unità fa cambiare il passo alla storia. Ormai lo diciamo con dispiacere, ma lo diciamo con realismo: la storia italiana in Veneto è finita! Con la Costituzione italiana, che noi rispettiamo come Costituzione di uno Stato estero, tra poco la rispettiamo come rispettiamo la bandiera italiana, ma quella bandiera, questo Stato ormai fallito, non ci appartiene più. Ormai abbiamo l'indipendenza sotto mano, ormai dobbiamo conquistare in modo democratico, in modo pacifico, col consenso dei veneti, quello che è un obiettivo possibile. Mi faceva notare prima Luca Zaia, ha detto: hai visto, siamo in migliaia e migliaia e ci sono solo 2 poliziotti per aprire la strada. Questo è il senso della compostezza dei veneti, della capacità di cambiare rotta, perché ricordatevelo, l'indipendenza non è e non può essere mai un fatto di ordine pubblico, l'indipendenza è un fatto di democrazia e di libertà. Guai se trascende, guai se ce la fanno passare come ordine pubblico. La nostra forza sta nella nostra tradizione di un popolo pacifico, ma non di popolo idiota, non di popolo che accetta la prevaricazione. Noi siamo per la libertà, abbiamo un valore che l'Italia non può mai sopprimere. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, avete ascoltato le ragioni del cuore. Adesso un breve 2 parole, perché i tempi sono ristretti e credo che qui chi ha più di tutti diritto di parlare sia il Presidente della Regione Veneto. Ma prima gli vorrei porre qualche domanda. Oggi questa è una manifestazione che non è organizzata da una forza politica. Io parlo anche a nome di altri per quello che è un comitato, il Veneto Decida, che ha organizzato questa manifestazione per chiamare tutti i veneti a sensibilizzare il Consiglio regionale, Luca Zaia in primis, affinché il Veneto possa decidere. Un comitato che per la prima volta da quando sono iniziate le istanze autonomiste, dalla prima volta in cui hanno cominciato a sventolare di nuovo le bandiere di San Marco, ha radunato attorno a questo palco, attorno a questa manifestazione, tutti i movimenti, tutte le associazioni anche culturali che si richiamano all'ideale dell'indipendenza. Per chiedere che cosa? Per chiedere un referendum. Quello che chiediamo è una accelerazione immediata, Luca, è un'accelerazione immediata di quello che deve essere il percorso politico pacifico e legale, che attraverso il voto referendario ci deve portare ad esprimere il sì o no al seguente quesito: vuoi che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana? Questo è il quesito che poniamo con questa manifestazione a Luca Zaia, al Presidente. Quali sono i tempi? Noi ti chiediamo di accelerare, vi chiediamo, a te come Presidente del Consiglio regionale, della Giunta regionale, come rappresentante, come Presidente di tutti i Veneti, chiediamo di accelerare questo percorso. È il motivo per cui è nata Indipendenza Veneta, che io rappresento, il motivo per cui sono nati altri movimenti politici, quello di ottenere attraverso il voto democratico la massima espressione della volontà dei veneti. Allora, nel momento in cui adesso sentiremo direttamente dalle istituzioni, perché qui c'è Luca Zaia che prenderà la parola, ma c'è Mara Bizzotto, europarlamentare, ho visto prima Massimo Bitonci, ho visto Murara, eccolo qui, il Presidente della provincia di Treviso, ho visto i rappresentanti di tante altre istituzioni, sindaci, assessori, consiglieri. Chiediamo tutti insieme di sapere qual è il percorso veloce che ci deve portare al referendum. Perché
e chiudo, ad un certo punto io credo che piuttosto che vivacchiare preferisco andare a combattere, e allora chiediamo di non vivacchiare ma di combattere. Luca, a te la parola. Provocatoriamente prima qualcuno diceva: Zaia, lo facciamo o non lo facciamo? Signori, ci vuole coraggio per essere qui, per chi rappresenta le istituzioni e il Veneto. Quindi un enorme applauso a Luca Zaia! Grazie. Doge molla Leon. Perso. Beh, intanto gli applausi facciamoli per chi che la organizza, ma in particolar modo per i giovani e questi gruppi. Allora, siccome l'indipendenza è anche una roba seria, vi farei una proposta. Sbassei bandiere guardate sui bai degli occhi. No, nel senso che c'è gente da Drio che non vede, è giusto che abbia modo di vedermi. Allora, innanzitutto è bene ricordare, e lo dico a tutti, che il progetto di indipendenza lo seguimmo da mesi in regione. Ogni tanto che ne è qualcuno che mi ferma, mi tira il pagiacca e mi dice ma perché non te fai l'indipendenza? Quante volte sei che ho detto questa frase? Ma perché non va avanti niente? Beh, la verità è che assemblee come queste e deve anche servire a chiarire le cose. Quando che sei qualcuno contro l'indipendenza, un governatore come me che affronta tutti i giorni, come molti veneti, il problema della disoccupazione, il problema della crisi economica, 170.000 disoccupati. Prima un giornalista mi chiedeva ma qual è il senso di essere qua stamattina, oggi? È quello di dare ascolto ai veneti che soffrono, questo è il senso. Ma anche quello di capire fino in fondo che l'indipendenza è una grande opportunità ed è anche la volontà, lo diciamo visto che stanno filmando parola per parola, di dire che se non fossimo qua, ve lo dico un po' in italiano se non mi capisce a Roma, giusto? Ricordate a Roma che in Veneto 7 persone su 10 parlano e pensano in Veneto. Vi dicevo, un attimo, vi dicevo quindi l'opportunità di essere qua oggi, l'opportunità di ascoltare un'istanza, ma anche l'opportunità di fare chiarezza. Percorso dell'indipendenza è un percorso serio, legale, compatibile con il diritto internazionale fin là non ci piove. Penso che sia dimostrato che la vicenda della Cecoslovacchia, del Kosovo, di quello che sta accadendo in Scozia, di quello che sta per accadere in Catalogna vada in questa direzione, però indipendenza vuol dire anche serietà. Se oggi noi siamo qui, se oggi dei veneti sono qui, la prima cosa che debbono fare è comunque aver rispetto per chi non c'è qui, perché i veneti sono dei galantuomini. Noi non andiamo nelle città a devastare le città per le manifestazioni. E allora tengo a dire, e lo voglio dire fino in fondo, il percorso si fa, è la volontà di portarlo avanti. Tutti dicono quando si farà? Beh, si fa, che abbiamo già tentato di portarlo una volta, forse qualcuno non se n'è accorto, ma è venuto in Consiglio regionale il nostro progetto di legge. Dico nostro perché l'abbiamo firmato, perché ci sono dei consigli regionali che comunque hanno messo la loro firma. Non voglio sentire veneti che vanno a dire in giro che l'indipendenza non la si fa perché non la vuole Zaia o perché non la vuole qualcun altro. E l'indipendenza non è di un partito, avete capito? L'indipendenza è di tutti.
siccome i gesuiti dicono che piuttosto che rassicurare i fedeli è meglio evangelizzare gli infedeli, cominciamo con avere rispetto per chi non la pensa come noi. Perché per l'indipendenza, io che ho sostenuto e sostengo il referendum, e vi ricordo che sono l'unico governatore che nei festeggiamenti di 150 anni d'Italia, l'unico governatore in Italia che non ha fatto i festeggiamenti, l'indipendenza, se tanto diciamo che è democrazia, lo è al punto tale che comunque deve avere la metà più uno dei veneti che vota sì. Allora non si costruisce un percorso pensando che gli altri non hanno capito nulla. Mettetevelo in testa questo, perché siamo andati in Consiglio regionale e alla fine i voti sono mancati. E allora il problema non è rincorrere chi non ha votato per dirgli su di tutto, ma il problema è cercare di ampliare questo consenso. Perché io penso che se noi avessimo avuto le risposte che dovevamo avere dal 1948 in poi, la Costituzione repubblicana è stata scritta da gente che era autenticamente federalista. Einaudi nel 1948, sembra strano parlare di Einaudi qui, no? Ve lo dico io, Einaudi nel 1948 diceva ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta. Allora il problema qual è? Il problema è che qua noi ne ascoltare, il problema è che qua la gente si impicca nelle aziende, il problema è che qua abbiamo 170.000 disoccupati, il problema è che abbiamo il 65,5% di pressione fiscale. Questa mattina un gelatiere, sono andato alla mostra di Longarone, mi ha detto guarda qua mi denuncia di redditi, sono un residente in Germania, 110.000 euro, ho pagato 22.000 euro di tasse, un altro mondo, questa è la verità. Le nostre imprese sono dei pionieri, degli eroi i nostri imprenditori, i nostri lavoratori vivono con stipendi da fame perché dobbiamo pagare per gli sprechi degli altri. Allora noi siamo qua per legittima difesa. Questo ho detto quel giornalista prima, siamo qui per legittima difesa, tutti noi avremmo qualcosa di meglio da fare oggi, no? Fino a prova contraria. Quindi ci siamo andati una volta in Consiglio regionale, scrivevo che ve l'ho detto oggi, ci siamo andati una volta e non è passato. È motivo che noi dobbiamo votare, è motivo se mio che votare. Ragazzi, la democrazia purtroppo prevede questo se non vi piace. Allora torniamo in Consiglio regionale, stiamo spingendo e posso garantirvi che ci sono un sacco di consiglieri che condividono questa strategia e diciamo anche che è talmente democratico e responsabile questo provvedimento di indipendenza del Veneto che chiamerà tutti i veneti, i 4.800.000 o meglio i 2 milioni e rotti che hanno diritto di votare, di andare a un referendum ufficiale, li chiamerà a esprimersi per il sì o per il no, però non accarezziamo l'idea che comunque tutti la pensano come noi, perché partiamo perdenti. Questa deve essere una rivoluzione moderna. Io, se volete che vi dica la mia idea, la indipendenza che penso io non è quella della Marcord, è quella della modernità, è quella di viverla come i catalani. Io ho iniziato a 18 anni ad andare in Catalogna e in Catalogna vorrei ricordarvi che Pujol già ha governato 25 anni Jordi Pujol, oggi c'è Artur Mas. In Catalogna si governa con un governo che ha il 54%, che ha saputo intelligentemente mettere assieme le forze politiche da destra a sinistra su un progetto di indipendenza e ancora oggi la Catalogna non ha referendum, ha annunciato che lo farà, speriamo che lo facciano perché per noi è un grande apripista, ma è la volontà veramente di dire le cose come stanno. Quindi andate a casa con la tranquillità che il vostro governatore la pensa assolutamente come voi. Abbiamo la volontà di riportare il provvedimento e non è facile perché sennò l'avremmo portato dopo 24 ore, ma anche la volontà di dirvi che questo percorso è un percorso sicuramente impervio, è un discorso che comunque dovremmo affrontare ed è anche la volontà di parlare a quei veneti che non sanno ancora che noi paghiamo 21 miliardi di tasse all'anno e queste tasse se ne vanno tutte sprecate. È il fatto di dire che, io lo dico sempre, no? Il pasto in ospedale che costa 6,5 euro contro i 60-80 euro di qualche regione del sud. Vi sembra una roba normale? Vi sembra normale che in Veneto ci siano 400 forestali
e in Sicilia 22.000 forestali? Megadito chiudi, questo vuol dire che non mi rompete più le balle se non avete capito. Grazie, buonasera a tutti. Un abbraccio. Ha avuto la lungimiranza di proporre al Consiglio regionale del Veneto la proposta di legge 342. Ma prima ancora un applauso a Luca Zaia, grande, grandissimo. A voi Stefano Valdegamberi. Un saluto a tutti e con grande piacere che ho sentito le parole del mio presidente Luca Zaia che ha fatto molta chiarezza. Oggi non siamo qui per fare i rivoluzionari, quelli che rompono, spaccano, distruggono, ma siamo qui veramente per essere quei rivoluzionari che cambiano, che vogliono bene al proprio territorio e dicono che non c'è futuro senza uno Stato che sia diverso da quello che c'è oggi. Oggi viviamo in uno Stato che non ha più rispetto verso il territorio, non ha più rispetto verso le famiglie, non ha più rispetto verso la società, verso l'impresa, verso le associazioni. Noi vogliamo ricostruire uno Stato leggero che porti al centro la sussidiarietà, cioè lo Stato a servizio e non lo Stato che si serve. Oggi viviamo invece uno Stato che si sta servendo, che non ha capito che i tempi sono cambiati e che noi abbiamo bisogno per poter continuare a vivere, e noi vogliamo continuare a vivere e lavorare in questi territori, abbiamo bisogno di un'organizzazione totalmente diversa da quella che oggi ci viene proposta. Ci accorgiamo purtroppo che le istanze del Veneto non sono mai state ascoltate, anzi troviamo che gli imprenditori prendono la valigia e portano la loro attività qui vicino, in Carinzia, in Slovenia. La trovo una cosa veramente assurda, quando dovrebbero essere invece da quei territori che vengono qui a investire nella nostra regione, la più bella regione del mondo, dove non manca nulla, dove c'è la più alta livello di laboriosità e di impegno anche civico e sociale. Io sono stato assessore del Veneto e devo dire con orgoglio che il modello sociale di questa regione, fondato soprattutto sulla sussidiarietà, cioè sul farsi sulle maniche, il darsi da fare, non attendere che piova dall'alto qualcosa, ma prima ci si dà da fare come comunità, è un modello di cui tutti ci invidiano, e questo modello oggi lo si sta distruggendo perché dobbiamo seguire passivamente modelli che vengono altrove. Ecco quindi che il progetto dell'indipendenza diventa un progetto non utopistico, diventa un progetto di salvezza per questo territorio che non vede, ahimè, alternative, e lo dice una persona che viene da una storia magari diversa dalla vostra. Oggi non c'è alternativa se non ricostruiamo un Veneto con un Stato veneto che non ripeta gli errori dello Stato italiano. Lo Stato italiano oggi sta distruggendo la famiglia, la società e l'impresa. Noi dobbiamo quindi avere il coraggio di osare, e la cosa che facciamo non è un qualcosa di utopistico fuori dal mondo, non è una qualcosa di nostalgico, ma è qualcosa che guarda il futuro. Il concetto stesso di Europa presuppone il superamento degli stati nazionali, non quell'Europa che subiamo oggi. Oggi abbiamo un'Europa che non è frutto della politica, ma è frutto più che altro delle lobby, è un consorzio di stati, non è un'Unione Europea dei popoli, è un consorzio tra stati spesso litigiosi tra loro, dove la politica non comanda, comandano le lobby, comanda la massoneria, comandano altri poteri delegati all'alta finanza, ma la gente non conta nulla. Noi vogliamo un'Europa, sì, ma l'Europa diversa, un'Europa dei popoli, e dove il nostro popolo, il Veneto, è un tassello importante di questo contesto, e quindi se noi puntiamo a creare l'Europa dei popoli, per definizione dobbiamo portare il superamento degli stati nazionali. Non ci sarà più l'Italia, non ci sarà più la Spagna, ma ci saranno i territori, ci sarà il Veneto, magari allargato una dimensione dove nella storia ha governato la Serenissima, o ci sarà la Baviera, ci saranno altri contesti dei popoli, e dove questi popoli ridisegneranno il futuro dell'Europa, e non la massoneria e non i poteri forti. Ecco, per questo motivo ho voluto depositare questo referendum, ho voluto portare avanti questa proposta, la porto avanti in maniera convinta, e mi auguro tanti miei colleghi finalmente sciolgano ogni dubbio e capiscono che noi lavoriamo non per la nostalgia, non per il passato, ma lavoriamo per il futuro, per dare dignità a queste persone, a tutti noi e a tutti voi che lavorate quotidianamente, perché tutti siamo orgogliosi di stare qui e non vogliamo che i nostri figli siano costretti ad emigrare come succedeva 200 anni fa. Avanti tutta, andiamo fino in fondo.